Come vedete, col tappo aperto Infatti volevo si sta configurando il pronostico. Oggi una partita da star veramente con le orecchiette tese. Sì, orecchiette. Vedi, ti vengo dietro anche. Sei come la finanza, mi vieni dietro. Piccolo gioco di magia, guarda, lo vedete? Sì. Ecco, io lo metto dentro. Sì? Voi vedete che non è No, cosa- maniche alzate, notavo. maniche Complimenti anche alzate, per i tutto tatuaggi, quanto. molto stilosi. Un soffio. Posso spiegare il trucco? Provaci. Il mio ex procuratore che era d'amico, qualche giornalista lo chiamava perché quando un giocatore fa bene bisogna, mi diceva, creare anche l'interesse. Quello sì che era un mago. E lo è. quindi che Orban e Giovane insomma sono la coppia che non si può dividere, no? In grammatica verrebbe definito un dittongo e volevo chiedere al mago Reginaldo se sa cos'è un dittongo. Ma certo, il dittongo, se questo è la sindrome del dito lungo e te ne accorgi solo quando te lo storzi. No, ma che impressione! Tira il deo e ti tiri il deo. No. Sì. Mago? Eccoci qua. E volete la numero 1, la numero 2? La numero 1, No, ma non grazie. abbiamo neanche ancora risposto. Siete troppo lenti. Vabbè. Lecce 0, Hellas 0, Partiascia. Questo l'ha chi è che ha beccato. fatto? Ma è stata una partita con gli attributi o senza attributi? È stata una partita senza palla. Grande. Lì eravamo forti, eh. Come? Vuoi la numero 2? Sì. Non serve a niente. Serve solo a bilanciare. A scena bilancia. Scusa, da caso ho visto che mi hanno richiesto di spiegare com'è il dittongo. Eccolo qua.